Amici di Sportisti, ciao da Salvo Giracci, siamo live dal Giorgio Matranga e Castellammare Pro Favara, 21esima giornata del girone A di eccellenza siciliana. Non è ancora finita, allora non ci sono motivi per non crederci. Parte la battuta del calcio d'angolo, colpo di testa provato da Messina, Ficarrotta dalla bandierina. La battuta col mancino a rientrare, secondo palo, non la prende nessuno. Cardinale, buon tempo, la caccia perfettamente, allora Calagna si accentra sempre di più, il tiro angolato! Lucarelli stava andando a calciare, adesso lo piazza il destro. Serie di passaggi di prima, Lucarelli vicinissimo a prenderla. Bertucci, Ficarotta, i colpi non sono molto precisi, Bossia la raccoglie con il braccio. Ficarotta sul fondo, Danilo Terranova, passato da Bossia, ne ha 3 attorno, ancora Terranova, al limite Calagna, viene chiesto il tiro, po' sbilanciato Musso, il gol di Musso, il Castellammare passa in vantaggio, tutti in campo per la rete di Leonardo Musso, 1-0. Lupo gira da Ficarrotta, guarda il pallone, guarda dentro, pallone che gira di Paola. La battuta di Ficarrotta, il colpo di buon tempo. Va la toccata, attenzione al pallone per Calagna che si libera degli avversari, calcia, finisce a lato questo pallone di giallo-blu. Si ferma Ficarrotta, azzina, va. Intervento dell'attaccante del Castellammare, c'è il giallo. Era già ammonito, espulsione, Castellammare in 10 per gli ultimi 20 minuti, espulso Malik Ba. Buon tempo, diagonale, la sponda, c'è il tiro con il destro, finisce fuori il tentativo di Pietro Balistreri per rimontare il Castellammare, per stare al passo della Nissa. Ficarrotta a giro troppo in alto, riceve la ventesima, panchino della Pro, tutta in piedi a seguire l'azione. Ficarrotta calcia stracciato sul primo palo di Bella, l'alzata di Caternilla, si cerca un pallone in area, c'è il tiro al volo, finisce fuori, occasione gigantesca per Erbini. Eccolo qui il triplice fischio ufficiale, il Castellammare batti la Pro Favara di misura, la Pro Favara cade per la prima volta in trasferta e non aggancia momentaneamente la Nissa in testa alla classifica.